In Viale Santa Vendrace da oltre mezzo secolo c'è anche un negozio che vende orologi ma anche argenti. Giuseppina Concu, qual è l'area che tira in Viale Santa Vendrace e nel Rione? Lei comunque ha una memoria storica della zona? Sì, allora, ad essere sinceri, l'aria che tira non è, diciamo, delle migliori, perché le cose sono un po' cambiate. I centri commerciali, sono sincera, ci hanno un po' rovinato, tagliato le gambe. Infatti il nostro declino è iniziato proprio dall'apertura della Dei centri commerciale commerciali. qui dietro, Sant'Agilla è il primo, e poi piano piano tutti gli altri. Quindi la gente ha un po' la mania di andare nei centri commerciali perché c'è tutto, c'è un po' di tutto, magari si trovano lì per fare della spesa, c'è anche la gioielleria e acquistano lì. E quindi per noi, diciamo, negozianti di periferia, le cose sono un po' cambiate. Santa Vendrace è una periferia a livello di quartiere, non ce lo possiamo nascondere. A oggi quali sono le criticità che magari ci sono anche rispetto al passato? Lei c'è qua da mezzo secolo e passa. Guarda, posso dirti solo una cosa, che qui in Santa Vendrace parecchi negozi aprono e chiudono, ma tanti, hanno provato in tanti ad aprire e chiudere. Noi stiamo resistendo perché diciamo che nonostante tutto stiamo andando avanti, un po' a fatica ma stiamo andando avanti, perché abbiamo molte amicizie, clienti affezionati ancora, che insomma, clienti di passaggio sono meno perché purtroppo non si trova parcheggio e quello ci limita tantissimo. Non si trova parcheggio. Molta gente mi dice, molte mie amiche mi dicono: guarda, sono venuta ma ho fatto un paio di giri, non ho trovato parcheggio, sono dovuta andare via. Quindi quello ci penalizza tantissimo. E poi purtroppo la mentalità della gente è sempre la stessa, nel senso che andare in un centro commerciale sembra quasi migliore che comprare in un negozio di periferia. Cioè un Qui a negozio... Santa Vendrace, al di là dei parcheggi, oltre ai parcheggi, ci sono anche Mm. altre criticità, se sì, quali? Ma guarda, non so come dirti, sarà il periodo un po' critico perché tutti si lamentano che non ci sono soldi, che è un periodo, lo sappiamo che è un periodo critico per tutti. E diciamo, le tasse un po' influiscono. E tutto ciò che riguarda, poi tutto ciò che riguarda, che ne so, la politica, la gente si fa prendere anche, si fa influire anche da quello. E quindi per me tutto influisce. Da un punto di vista della sicurezza, com'è qua a Santa Vendrace? Ma io dico la verità, grazie a Dio ci siamo una vita e non mi è mai capitato niente. L'unica cosa che ho subito è stato un furto fatto da due zingare che mi hanno saputo talmente raggirare che mi hanno rubato due rotoli di gioielli, gioielli per fortuna non in oro, però gioielli attuali, bocca d'amo, possono essere questi. L'unico furto che ho subito in tanti anni di lavoro. Due zingare che sono furbe e purtroppo, però per quanto riguarda tutto l'altro no. Lei da commerciante, Io da mi, cittadina, che consigli si sente di dare al comune oppure che proposte fa al comune, alle istituzioni in generale per ravvivare comunque il rione di Santa Vendrace e il viale Santa Vendrace? cosa potrei dire? Non lo so, in questo momento non saprei cosa dire esattamente. Dovrebbe essere un pochino più pulito, magari anche quello, tenuto un po' meglio, poi più controlli, magari anche vigilanza, quello non guasta mai, eh. Non ce n'è, vigilanza non ce n'è, però sono sincera, la zona è abbastanza tranquilla, perlomeno non ho mai sentito dire niente, a parte qualche, quello che è successo qui dietro, via Sant'Agilla, che so che hanno avuto subito un furto, quel tabacchino, non so se l'hai sentito, hanno subito un furto causato da mamma e figlie, non so se fossero zingari. Sono sincera, non lo so con sicurezza, mi sembra Comunque, da 1 a 10 qual è il livello di vivibilità di Santa Vendrace del Viale? buono, ottimo, io direi ottimo, perché non manca niente, nonostante tutto, nonostante ci sia crisi, c'è tutto. Abbiamo tutto, farmacia, parafarmacia, banche, negozi di tutti i tipi, frutta e verdura, generi Ma non alimentari, avete parcheggi. però mancano i parcheggi. Questa è la cosa che veramente ci rovina.
sono sincera, la cosa che più influisce sul nostro lavoro è il parcheggio, perché i parcheggi sono occupati dagli abitanti, da chi abita qui, e anche diciamo dai negozianti che magari arrivano presto e riescono a trovare parcheggio. Se un cliente arriva a mezza mattina il parcheggio è già occupato, quindi non ne trovano. Se sono fortunati riescono a beccarlo, altrimenti se ne vanno. Per me la cosa veramente più, diciamo, negativa che influisce per il nostro lavoro è questo, il parcheggio.